Los Angeles, 1982. Il grande chitarrista americano di origine olandese Edward Van Halen è a casa sua. Il telefono squilla, lui risponde ma mette giù, poi lo fa anche la seconda volta perché teme di essere vittima dell'ennesimo scherzo telefonico. Ma la terza volta deve rispondere, perché dall'altro capo del telefono non c'è un millantatore, c'è effettivamente Quincy Jones, probabilmente il più grande produttore discografico di musica pop di tutti i tempi. Quincy propone a Eddie di partecipare alla registrazione di un brano del nuovo disco di Michael Jackson. Beh, allora la telefonata prende un altro tono, si scherza, si ride e Quincy Jones promette a Van Halen che verrà pagato con 2 pacchi da 6 lattine di birra ciascuno. Il giorno dopo Eddie con la sua chitarra si presenta nello studio di registrazione. Ascolta il brano su cui dovrebbe suonare, ma c'è qualcosa che non va e chiede al tecnico del suono di cambiare la struttura. 10 minuti e il gioco è fatto. Eddie così prova allora 2 assoli. Finisce secondo ed entra nello studio Michael Jackson, che non solo ringrazia Eddie per la partecipazione, lo ringrazia soprattutto per l'entusiasmo che sta mettendo in quel lavoro. A quel punto Eddie si prepara per registrare l'assolo. Ma il tecnico del suono gli dice che gli altri 2 che ha fatto vanno benissimo. Addirittura il primo è fantastico e verrà messo nel disco. Eddie quasi si dimentica di quel pomeriggio, ma un paio di mesi dopo è in un negozio in coda, ci sono davanti a lui 2 ragazzini che stanno ascoltando la canzone di Michael Jackson in cui Eddie ha suonato. La canzone è Beat It. Arriva il momento dell'assolo e uno dei 2 ragazzini dice «Wow, questo sembra Van Halen!» E allora Eddie bussa sulla spalla del ragazzino e dice «Eh no, questo è Van Halen!» Il disco naturalmente è Thriller ed è il disco che ha venduto più copie nella storia della musica di tutti i tempi. E Beat It, il brano in cui lui ha suonato, viene premiato con il Grammy per il miglior pezzo rock dell'anno. Eddie ha sempre un bel ricordo di quel pomeriggio che gli ha fatto guadagnare una fama maggiore anche tra il pubblico del pop e gli ha fatto guadagnare anche un paio di pacchi da 6 lattine di birra ciascuno. Ah no, quella addirittura se l'era dovuta comprare.